Centro estetico deve rimanere chiuso fino al 3 aprile. Tutti gli appuntamenti vengono cancellati e rinviati in data da destinarsi. Incredibile, il bar San Marco, che porta l'omonimo nome della via, è chiuso. Il bar a fianco, questo è un nuovo centro estetico, è chiuso per ferie, dal 10 marzo al 22 marzo. Nel villaggio San Marco a Mestre, come le due attività, chiuse le complessive 10 negli appena 100 passi che contiamo partendo a ritroso dal civico 158 in poi. Dalla parrucchiera all'estetista, passando per bar e amministratori di condominio, eppure per lo SPID della CGIL. L'avviso al pubblico è sempre lo stesso: chiuso. Chi per ferie, chi per effetto del DPCM, si legge, con la postilla aggiuntiva degna di nota in un secondo centro estetico. Se stiamo tutti a casa risolviamo velocemente questa situazione. L'unico che continua a tenere aperto, lui, l'ottico della zona, nonché vicepresidente della municipalità di Mestre. Circondato dal deserto totale. Sì, infatti abbiamo fatto questa lunga carrellata di questi negozi che a appena 100 metri sono tutti chiusi. Obbligati da una questione giustamente igienica, perché il centro estetico ha chiuso, le signorine qui vicino che lavorano a portata di viso a viso hanno chiuso, alcuni stanno molto attenti, però la sensazione è che giorno dopo giorno, finché le cose non si risolleveranno, chiuderemo tutti. Pochi metri più avanti, al Parco San Giuliano, la situazione è diametralmente opposta. Qui pullula di gente. Preoccupazione c'è. Però come mai siete venuti al parco nonostante anche per un po' prendere un po' d'aria, la bambina non può stare tutto il giorno a casa. Cioè, si sa che la preoccupazione c'è, però per andare a fare le spese bisogna andarci. Giustamente, e se dopo faranno un divieto assoluto, lo rispetteremo. C'è chi fa jogging, chi seduto alle panchine, ciclisti, compagnie di ragazzi a passeggio o comodamente seduto al bar a prendere il sole che sembra di stare in un mondo parallelo. Forse sarebbe opportuno pensare che si chiude tutto per 15 giorni. In questo credo che la proposta di Zaia non sia peregrina.